Giampaolo Bottacini resta nella casa in cui da mesi non si riconosceva più, almeno così sembra dall'esito dell'incontro chiarificatore tra l'assessore regionale bellunese e il segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani. Dal K3 di Treviso, quartier generale della Lega, alla fine del faccia a faccia il clima pare più disteso. Devono trovare l'accordo e penso che Bottacin possa rimanere nella Lega, diceva a poche ore dall'incontro il segretario di Belluno Andrea De Bernardin, che racconta di aver lavorato non poco per agevolare il confronto, aggiungendo però poi ognuno sceglie i propri percorsi. A quel tavolo sono arrivate le dichiarazioni al vetriolo dell'ex deputato trevigiano Giuseppe Paolin, che via Facebook aveva attaccato Bottacin, eppure la consorte, l'ex parlamentare Angela Colmellere. Stefani si è dissociato, non è la voce del partito, ha detto, rassicurando l'assessore sull'attenzione richiesta per il territorio bellunese. Si vedrà. Nel frattempo, proprio oggi a Belluno, il coordinatore veneto di Forza Italia, Flavio Tosi, ha smorzato i toni sul presunto pressing per l'auspicato cambio di casacca di Bottacin. Non c'è nessuna trattativa. Giampaolo, che conosco da 30 anni, che è persona capace, preparata e competente, sa che Forza Italia lo accoglierebbe ben volentieri, proprio per queste caratteristiche. Speriamo che possa accogliere questo invito. Sappiamo che appunto in Lega ci sono delle discussioni in atto, ma non ci ingeriamo, aspettiamo insomma che Giampaolo decida. Il nuovo banco di prova allora sarà la prossima riunione della Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà dare il parere vincolante sulla delibera di giunta relativa al riparto dei proventi derivanti dall'idroelettrico prevista dalla legge regionale del 2020 voluta dall'assessore Giampaolo Bottacin. 100% a Belluno, 19 milioni su un totale di circa 28. La discussione era all'ordine del giorno giovedì, ma il punto è stato rinviato.